Eder. Mech. Pallister. È finalmente terminato il summit tenuto dalla Cattaneo con i suoi consulenti. Al momento non trapela informazioni, sappiamo solo che la relazione della Cattaneo sarà depositata entro il 15 dicembre. Dire nulla, ci è stato chiesto veramente in modo cortese, però è un rispetto nei confronti di chi sta lavorando. Noi siamo sempre ottimisti. Al di là del dato in arrivo dall'Inghilterra sulla data di morte di Liliana con dato oggettivo, il resto sarà un vero e proprio trattato che verrà fuori dall'unione delle idee e dei pareri dei vari consulenti, tra cui Garofano. Adesso la Cattaneo è pronta a scrivere tutto. La stanno scrivendo, è in elaborazione, sì. Abbiamo ripassato insieme tutto, abbiamo rifatto nuovamente il punto. Ma gli enigmi sono stati sciolti? Sì, sono stati sciolti. Tutti i dubbi sono stati sciolti. È stato chiesto espressamente dai consulenti della Procura di non rivelare niente, vista l'imminente uscita della relazione. Noi ovviamente rispettiamo le richieste, altamente comprensibili ovviamente. Comunque è stata una riunione estremamente chiara, estremamente distesa, e noi rimaniamo ovviamente sempre estremamente fiduciosi e attendiamo l'elaborato che verrà consegnato al massimo il 15. Noi, la dottoressa, la professoressa Cattaneo non si è espressa in quello che nella stesura della relazione e quindi rimaniamo estremamente sempre fiduciosi, che lo siamo da sempre e lo saremo sempre, pronti ovviamente a qualsiasi sia poi le precisazioni scritte nella relazione. Sì. Cosa è successo realmente? Ovviamente aspettiamo la relazione. Sapete qual è la nostra idea, e la nostra idea non cambia e non cambierà mai. Sì, è successo sicuramente qualcosa per noi il 14, un evento sicuramente violento che ha portato alla morte confermata, questo lo possiamo dire, per una lenta asfissia. Sicuramente occultamento primario in un luogo refrigerato che ha conservato chiaramente il corpo di Liliana, e l'occultamento finale la sera prima del ritrovamento. Questa è la nostra idea e rimane tale. Diverse cose che sono state tralasciate o sottovalutate dalla prima autopsia, c'è stata anche questa, mettiamola con tutto il rispetto del consulente, mettiamola nell'insieme delle mancanze, sì. Credo, per come ci ha riferito lei, e questo posso dirlo, la relazione verrà consegnata il 15, sì. Con le risposte ovviamente che i consulenti hanno potuto dare, certo. Adesso cerchiamo di mettere intanto il tassello sulla causa della morte, vediamo suicidio, omicidio, e da lì poi ci saranno ovviamente tutti i movimenti che devono seguire la causa della morte, ovviamente, perché se fosse omicidio ovviamente ci sono dei sacchi, c'è un cordino, quindi c'è un chiaro staging e poi farà il lavoro. Questo ovviamente non è il mio lavoro e ci saranno ovviamente delle conseguenze. Ovviamente so che per noi non è più possibile spiegarlo da un punto di vista scientifico, vediamo ovviamente quello che i nostri medici legali poi verranno a supporto di questa. Intanto aspettiamo la relazione, aspettiamo quindi le indicazioni, causa della morte, epoca della morte, e poi ovviamente i nostri medici legali risponderanno. Interpretazione, scusate, delle lesioni, ora causa della morte, certo, è sempre quella, l'interpretazione delle lesioni, cioè se c'è stato o meno secondo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.